Polesine, terra di acqua e di fango. Acqua e fango. E se già eravamo tutti e due, dice che stasera bellissimo. Posso aprirlo? Un'analisi esteriore così, in 2 minuti ovviamente non è sufficiente, non basta certo una lente di ingrandimento. Certo, ripeto, se questa cosa è autentica, per gli studiosi di Lovecraft sarebbe la scoperta del secolo. Non vi nascondo che quando mi avete fatto vedere per la prima volta il diario, diciamo, di Lovecraft, per ora diciamolo fra virgolette, ho pensato immediatamente a uno scherzo, qualcosa di impossibile. Però dopo aver esaminato il documento, averne visto le caratteristiche, facendo il confronto con quello che so dei documenti di Lovecraft che ho potuto studiare a Providence, nell'università dove sono conservati, ho visto che tutto sommato delle possibilità che il documento sia autentico ci sono. 15 maggio 1926. Partito dal porto di New York alle 19:12 con 12 minuti di ritardo sull'orario. Il mio primo grande viaggio è cominciato. Di questo devo ringraziare F che è ancora intercesso con le zie per permettermi questa follia. Sto apprestandomi anch'io a solcare il mare in cerca di qualcosa, un punto di riferimento, una possibile terra fertile dalla quale potrei cogliere dei frutti. Le zie hanno insistito per farmi viaggiare come un vero signore, ma io stesso ho preferito questa soluzione. Non ho molto denaro a disposizione, quindi preferisco risparmiare per quando sarò sul continente europeo. Se lui avesse scelto di fare un viaggio all'estero, sicuramente l'Italia sarebbe stata una delle sue mete favorite. Evidentemente c'era qualcosa che lo attirava. Possiamo ritenere che potrebbe essere la necessità di andare a conoscere direttamente di persona dei nuovi elementi per rivitalizzare la sua narrativa. Un consiglio che posso darvi è di seguire le tracce di questo diario. Preso un autobus in direzione di R. L'entroterra polesano è una landa piatta ed uniforme, assolata e umida. Il viaggio è lungo, con tante fermate intermedie. Ho intenzione di venire a contatto diretto con molte di quelle strane storie che mi narrò SP tanto tempo fa. Il delta del Po ha una situazione geografica ben precisa, un sacco di piccoli rivoli, di piccoli fiumi che formano quelle che in realtà sono sostanzialmente delle piccole isole, dove si sono formate nel corso dei secoli delle comunità addirittura isolate una dall'altra, ognuna con le proprie leggende, con le proprie superstizioni, le proprie mitologie. I barcari che risalivano i fiumi, i nostri fiumi, soprattutto il Po, portavano racconti, portavano canzoni, raccontavano storie di paura, storie di spiriti, storie veramente accadute. Lovecraft ebbe una vita strana. Lui nacque da una famiglia che era all'origine benestante, se non addirittura ricca. Nacque in una casa fra le più belle di Providence. Ebbe un evento nella prima infanzia che fu traumatizzante, cioè il ricovero in manicomio del padre. Si ritrovò solo con una madre che in seguito a questa malattia mentale del padre ebbe anche lei degli squilibri. In una atmosfera di questo genere, l'unica ancora di salvezza che poteva avere un ragazzo era quella di rivolgersi in qualche maniera sempre di più al suo mondo interiore. Nei suoi racconti Lovecraft trovò la prima esca alla sua fantasia. In questa casa poi trovò un tesoro straordinario. Centinaia e centinaia di libri risalenti al Settecento. Questa
bellezza interiore sarebbe rimasta però confinata in questo angolo angusto, se non ci fosse stato poi una cosa che in qualche maniera l'aprì al mondo esterno. Questa cosa fu il contatto con i cosiddetti giornalisti dilettanti. Se c'era un posto al mondo che poteva attirare Lovecraft è proprio la Biblioteca Marciana di Venezia, un posto dove sono custoditi libri fra i più antichi e rari del mondo, in buona parte scritti in latino, lingua che Lovecraft conosceva benissimo. È importante ricordare tutto ciò che era la magia, opere qui ampiamente presenti in edizioni manoscritte antiche e moderne. Mai una biblioteca ha avuto su di me un effetto così magico e straordinario. A primo acchito sono stato colto da un senso di vertigine, tanta era l'aura incantata che gravava sul posto. La grande quantità di libri di magia mi fece comprendere una volta per tutte che la Biblioteca Marciana era oltremodo la più fornita in Europa. E poi è un depositorio di una sapienza tangenziale dell'umanità, esattamente il tipo di cose che Lovecraft, che era abituato a muoversi fra le conoscenze più strane, andava cercando e all'interno della quale si trovava più a suo agio. Se Lovecraft è venuto, deve avere firmato un registro per la richiesta del libro se l'ha letto in biblioteca, oppure un altro registro se invece ha portato il libro fuori, il che è meno probabile. Comunque certamente una sua presenza deve rimanere documentata. La raccolta è così ampia da far felice qualsiasi studioso. Nel mio caso mi sono dedicato alla ricerca di pubblicazioni che mi aiutassero a documentarmi sulle tradizioni popolari e le leggende dei luoghi nei quali mi sarei recato nei giorni successivi. Avevo intenzione di farmi una chiara idea sulle suggestioni che esse potevano aver alimentato in certe credenze popolari. Terra e acqua, acqua e terra, da puttini e da grandi, si ora terra i suoi comandi, si ora acqua, buonasera. Buonasera. Dai, Oscar. Va via. Va a sentarti. Dai, che non ti fa paura nessuno. Ma Seccate l'occhio. sempre scioi. Cavate che è maschera, dai. Il filò è una cosa consueta nei nostri paesi. Era un condensato di cultura popolare, tutte le esperienze di vita, tutte le conoscenze, e venivano filtrate e poi arricchite attraverso la fantasia personale dei narratori. Erano degli artisti narratori. E le donne che lavoravano in Clarisara leggeva che chi andava in là del confine non pesse, le ciappava, le soffugava e poi le se mangiava. Ma non c'era mica da Lusso. No, e aveva di aiutanti e chi guardava i quattro cantoni del campo della Risara. Ma lui era il capo. E lì fiorivano queste vicende, queste leggende, questi miti, tutto ha origine però, da fatti realmente accaduti. Per i primi 2 anni ho stentato a crederci, poi mi sono trovato in circostanze particolari. Nell'88 ci siamo trovati io e altri 2 miei soci in presenza di orme che fuoriuscivano dal collettore padano, che è un canale del Po, orme di piedi tridigitali ungulati, e queste orme a mo' di passo di uomo, però a distanza di 1,5 metri l'una dall'altra, si dirigevano su un canale, verso un canale parallelo al collettore padano. C'era un silenzio che dava fastidio, sembrava essere un altro pianeta.
E mi giro, si guardare e vedo sto uomo. Lo avevo a 10 metri, 8-10 metri, non di più. Non so, non credo che un uomo sia fatto così, con quel colore lì verde. Capelli no, non c'era capelli lì, era come una maschera. Tutto lisso, diciamo, però era come una maschera. E l'ho guardato. Non mi piaceva mica tanto perché, sa, avevo paura, che cavolo. Lui non si muove, io non mi muovo, ho fatto su le canne in fretta furia. E ho cambiato strada, sono andato un po' più avanti dove aveva la macchina. Sono scappato. La mia, sono stato a contatto con lui 15-20 secondi. Possiamo dire che questo essere anfibio, perché è stato visto da numerosi testimoni uscire dai canali e dalle acque del fiume Po e immergersi tranquillamente. Credo che finalmente le mie ricerche siano arrivate ad un punto di svolta. Naturalmente non ne sono io il fautore, ma un giovane di 19 anni che sostiene di aver visto qualcosa che si nascondeva tra i canneti in un avvallamento del fiume. Il ragazzo ha notato un grosso animale che sembrava essere di colore verde scuro o di un grigio marrone molto intenso, che a parer suo aveva il corpo di un bambino non più alto di 1 metro, sovrastato da una grossa testa schiacciata da ramarro con un paio di enormi occhi sporgenti. La prima volta che ho letto Lovecraft, immediatamente io pensai, questi posti li ho visti, li conosco. E pensai a Comacchio, pensai ad altre aree del Delta. E sì, il collegamento lo feci immediatamente. Lovecraft era affascinato dall'idea della rottura delle leggi naturali. La sua idea dell'universo era che noi ci rendiamo conto soltanto delle cose che hanno luogo sulla piccola isola che noi viviamo. Quest'isola fa parte di un arcipelago molto più vasto, nel quale succedono delle cose che noi non possiamo immaginare e non possiamo neanche avvertire, certe volte. E tutto ciò è sottoposto ad una serie di leggi, ad una serie di forze che noi non percepiamo, non conosciamo. Non solo, se le conoscessimo esattamente ne saremmo terrorizzati. Il venire a contatto con forze di questo genere può avere solo 2 effetti, o la follia oppure la fuga. Tutta questa sistematizzazione avvenne in realtà dopo il 1926. In quel periodo scrisse anche o cominciò a pensare anche alcune delle sue opere fondamentali, in particolare The Call of Cthulhu, nella quale sistematizzò questa religione particolare degli esseri primigeni, e La maschera di Innsmouth, che scrisse successivamente, ma che è un'opera fondamentale per capire come questo suo universo alternativo si sistematizzi ed abbia dei rapporti con gli esseri umani. Potreste prendere l'autobus dei pendolari, mi ha detto un po' esitante l'impiegato. Da queste parti lo usano soprattutto gli operai dello zuccherificio. Fa parecchie fermate, ma porta direttamente a Elle. Il paese è abbastanza particolare, sorge sulla bisettrice del canale che collega l'Adige al Po di Levante. Fino alla guerra era un importante centro per il commercio fluviale, ma adesso tale attività si è ridotta quasi a zero. Questa cittadina è una cittadina su una costa, attraversata da un fiume che è completamente isolata. Il viaggiatore che vi arriva trova subito, immediatamente, una serie di simboli che parlano di decadimento, decomposizione. Le case con le finestre sbarrate sembrano le occhiaie di un teschio dietro le quali si nasconde ancora una scintilla di vita strana che nasconde chissà quali riti, chissà quali cose abominevoli che vengono celate agli altri attraverso le imposte chiuse. Lui, Lovecraft, vede in Innsmouth il punto nel quale queste creature tenebrose emerse dagli abissi dell'acqua vengono a saldarsi con il mondo reale.
Il delta è unico, una terra che ha una capacità infinita di tirar fuori figure, racconti, suggestioni, essendo questa cerniera di chiusura del Veneto e di passaggi di eserciti, di dominazioni. È stato come un utero che ha raccolto e ha partorito cose sempre nuove. Mi ha spiegato che quella in cui ci stavamo inoltrando è una zona desolata che la gente dei dintorni definisce laggiù. Paesini quasi inesistenti, distribuiti in un'area di una decina di chilometri quadrati. Un posto che al visitatore meno smaliziato resterebbe incognito e misterioso. Di Ismuth lui descrive in maniera estremamente particolare la geografia, la situazione, i monumenti, come se fosse stato sul posto e avesse visto effettivamente una città fatta in quella maniera. Il delta del Po, proprio per questa sua situazione, ricorda in un certo modo il New England come doveva essere ai tempi di Lovecraft, cioè una zona negli Stati Uniti composta da parecchie piccole comunità isolate. Nonostante il sole e la luce del giorno, le finestre delle case sono tutte serrate, alcune perfino sbarrate da assi inchiodate. Eppure dietro di esse provengono distintamente rumori di stoviglie e un vociare basso come una sorta di sussurro. Se non fosse stato per questi particolari, il paese sarebbe sembrato abbandonato, e forse lo era davvero, almeno per l'immobilità dell'atmosfera. All'interno di Innsmouth, questa cittadina cerniera fra due mondi, Lovecraft si trova di fronte ad una serie di simboli che servono a collegare questo mondo con il mondo delle tenebre. Dietro le porte chiuse, le finestre sbarrate di questa cittadina si svolgono riti che non si possono descrivere, ma che sono sicuramente abominevoli perché aprono le porte dell'abisso, compiuti da confraternite di sacerdoti di religioni che non si conoscono. È una confraternita che è nata ancora nel 1606 è stata riconosciuta ufficialmente dal vescovo di Chioggia. Dei Fratelli di Oreo è una delle varie, adesso si chiamerebbero, sono organizzazioni, una confraternita. Sarebbe una setta religiosa se volessimo essere precisi, ma io non mi voglio arrischiare. So che all'inizio di agosto si ritrovano, vengono da tutte le parti e fanno i loro riti notturni, una organizzazione di affiliati, di fratelli vuol dire, no? Che si ritrovano una volta all'anno. C'è un momento di segretezza che vivono nella notte della Santissima Trinità. C'è questa convocazione di tutti i confratelli che sono sparsi un po' in tutta Italia. Io dico solo quello che so e basta. Parlerà pure con qualche altra persona di queste cose qua, insomma. Nel frattempo eravamo giunti dove il fiume lambiva il termine naturale del villaggio. Il Po scivolava via, placido e silenzioso. Solo allora mi accorsi che dal mio punto di osservazione esso prendeva le sembianze di un lungo serpente ed io mi trovavo esattamente nella sua bocca. Il manoscritto potrebbe essere un falso. L'ipotesi non è da scartare, però è facilmente risolvibile. Le caratteristiche della scrittura riprendono dei segni caratteristici di Lovecraft, che so, la E commerciale fatta in un certo modo. I mezzi scientifici possono dimostrare che, per esempio, la carta è una carta usata negli anni '20. Un'altra cosa che mi è parsa abbastanza interessante dall'esame del manoscritto è il fatto che sia ornato di disegnini. Ecco, questa è una caratteristica dei cosiddetti travelogue.
Ovvio che ci possono essere degli abili falsificatori, però chi si pone un compito così arduo semplicemente per lasciare un falso manoscritto di Lovecraft su una bancarella per farlo trovare da chissà chi? Un interessante elemento di prova il fatto che il manoscritto sia stato ritrovato a Montecatini. Uno dei più grandi amici di Lovecraft, Alfred Galpin, ha vissuto per moltissimi anni a Montecatini. Probante mi è parsa anche la cartolina che è stata trovata nel diario, firmata Granpa Theo, che è nonno Theobald, che è uno dei modi di firmarsi più consueti di Lovecraft. Il modo in cui è stato trovato, il luogo in cui è stato trovato e il caso che ha portato a questa scoperta fanno pensare che si tratti di un originale. In tutto l'epistolario conosciuto di Lovecraft, di questo suo, che sarebbe clamoroso, viaggio in Italia, non c'è cenno. Dobbiamo tenere presente però che l'epistolario di Lovecraft ci è conosciuto soltanto per meno del 20%. Sappiamo che era un personaggio curioso, che si faceva affascinare da idee e da suggestioni, e abbiamo comunque anche dei coni d'ombra sulla sua vita. Tante cose non sappiamo di Lovecraft, per cui non è che debba stupire più che tanto che ci sia un punto oscuro nella sua biografia. Si potrebbe anche pensare che Lovecraft abbia volutamente deciso di non parlare del suo viaggio in Italia e di quello che vi ha visto. Non sappiamo neppure se Lovecraft, che amava moltissimo gli pseudonimi, firmava le sue lettere con un'infinità di pseudonimi, sia venuto in Italia con il suo nome o con un altro nome. Potrebbe essere che una volta tornato negli Stati Uniti abbia deciso di non parlare in termini documentaristici di questo suo viaggio, ma di trasferirne le impressioni nei suoi romanzi, nei suoi famosi miti di Cthulhu, che dopo tutto sono iniziati nella loro forma definitiva proprio dopo il 1926, e cioè proprio dopo questo viaggio forse vero, forse immaginario.